Ladies and gentlemen, Evviva! che bella! Guardala. Ciao Ma voi vi Barbara! sentite? Perfettamente. Ciao, buongiorno. Ma di tempesta ormonale a Capimatina voi parlate? Vedi? Ecco Barbara. Barbara, Io aiutami sono tu. entrata, parlavano di Ti tempesta ormonale. supplico, Grazie. Barbara, aiutami tu. Eliana ha questa capacità il martedì mattina di mettermi in difficoltà totale sulle tempeste ormonali. No, allora io sto misurando, io te lo dico subito Barbara, durante questo appuntamento misurerò il colorito delle gote di Ivan Scinardo e del nostro Mirko Valenti in regia, perché voglio capire nella sfida fra le due top player fino a questo momento della stagione, quindi Barbara Tabita da una parte e Claudia Gerini dall'altra, se hanno più il debole per l'amore o per la bionda, cioè voglio capire... Ma come mi viene in mente una cosa del genere? siccome quando c'era la Gerini l'altra volta balbettavano, ora voglio vedere come va a finire con te. Non mi fare dire a te a Capimatina. Ma quanto sei bella, ma che bello questo Buongiorno. maglione così colorato arcobaleno in una Per giornata forza, così ragazzi, con tutte le uggiosa. disgrazie del momento, secondo me, cioè, si deve essere propositivi. Anche che i pantaloni sono ancora più colorati della maglietta. Ma quello è un pigiama. Ma che pigiama è una tuta dell'Adidas? Fa un po' Jennifer Lopez, sai quelle cose lì. Ok, in tutto questo diciamo che noi quando siamo in diretta su Facebook siamo proprio così un po' più Sbracatissimi. cacciaroni. Fra un minuto finisce la canzone che c'è alla radio e quindi facciamo una presentazione quella seria. Ma hai visto Sanremo, Barbara, quest'anno? Certo, c'era anche mia sorella che ci lavorava. Mm, Mia sorella fa la stylist di Elodie. davvero? Cano. Colpo di scena. E perché tu sei Carambata. vestita così? Io Perché- conoscevo tuo fratello, ma di tua sorella No, noi siamo stylist una banda, della banda. No, di aspetta. gente senza, in realtà siamo una banda di gente senza lavoro, perché se sei un artista sei praticamente gente che sarà a spasso. Ma io per voglio tutta la intervistare pure tua sorella a questo punto, voglio farmi raccontare un po' di cose di backstage. vita. Assolutamente. La possiamo no, organizzare vabbè. questa cosa? Sì. Va bene. Anche beh, perché lei fa la stylist, però vive a Milano da un secolo oramai. bellissimo, avere una sorella stylist, che figata è, Barbie. No, non ti preoccupare, cioè, no, non mi arrivano pacchi di regali, tranquilla. come no? Sono molto precisa. No. Ogni tanto ci provo, tipo vedo una cosa bellissima e dico, bella questa borsa. E finisce. Torniamo in diretta alla radio. Wrong on You, lezioni di volo dall'ultimo festival di Sanremo direttamente qui su Radio Ina. Ancora buongiorno, bentrovati all'interno di Open Day da Ivan Scinardo ed Eliana Chiavetta. Arriva la prima super ospite del giorno, a lei l'onore di presentarla. Ma diamo il benvenuto a Barbara Tabita. Benvenuta Barbara! Buongiorno a tutti. Dove sei Evviva! Barbara? In quel di Ragusa. In quel di Ragusa. Ecco, ormai ci ha Io sono a abbandonati. Ragusa, Ci ha sono a abbandonati. Ragusa. Ma quando In torni un a momento Palermo? tristissimo perché siamo anche chiusi, per il mio compagno è un ristorante e abbiamo dovuto chiudere. Un momento drammatico. Complicato. La Sì. piccola Brutto, come proprio. sta? La piccola ringrazia invece l'asilo nido è aperto, Ah. quindi non riusciamo a fare questa cosa perché dice a scuola. Ma senti, da Perché la quando è mia nata... ragazza è abbastanza intraprendente, non ce l'avrebbe mai fatta fare, cioè si sarebbe messa lei qua. Ma noi saremmo stati felici lo stesso, però capisco No, anche. ancora è presto, Che- non fargli venire queste manie. Lei può fare il commercialista, l'avvocato, anche il musicista, ma l'attore mai. No. Ma è possibile mai che chi vive di arte poi alla fine diventa più severo rispetto ai genitori che ha avuto, forse, rispetto Sì, al se vive in mestiere? Italia. Se non Perché fosse sai i in sacrifici. Italia assolutamente, perché io mi rendo conto che in qualche modo ti migliora vivere di arte. Ci sembra una cretinata, ma magari siamo ormai chiusi a casa da non so quanto tempo, però magari mi vedo i programmi, quelli che fanno alle 6:30 di cultura generale. Io le Ok. so tutte, ma le so tutte non perché le ho studiate, perché voi non voi leggendo una miriade di cose di prosa. L'altro giorno c'era una cosa sul tango che viene definito come un pensiero triste che si balla. Io lo sapevo, ho fatto milioni di spettacoli di tango, ma tante altre cose, perché voi non vuoi, devi essere poi brava in letteratura italiana, cioè nel senso leggi tanta prosa, leggi tanti libri e vivi tanta vita perché giri tantissimi teatri, vai in tantissimi... Io conosco tutta l'Italia, ma non è che faccio il tour operator, però ho fatto spettacolo da Sulmona, che so che è città dei confetti, a Ragusa, per intenderci, poi sono andata anche a vivere, cioè ti fai tutta l'Italia, è un lavoro meraviglioso, per questo ti dico, forse il musicista gli farei fare che è meno stressante di fare l'attore.
sì. Se no il commercialista è la cosa migliore. Ma scusami, no, ti dico di no perché ti farei parlare di quanto sono vincolati e di benefici ce ne sono molto pochi. Ma scusami, a questo punto mi viene da chiederti, quando tu hai detto di voler fare l'attrice, a casa tua, cosa ti hanno detto? No. Ah. Ok, Secca. no, per capire No, se c'era... secca. Tu pensare che mio padre mi disse no, vattene in vacanza. In che senso? Cioè, nel senso, ripensaci. Ok. Allora gli dissi, siccome c'era un villaggio turistico, perché noi, io sono di Augusta e quindi da noi c'era la Valtour, quella di Augusta, quella famosa dove è cresciuto Fiorello. E gli dissi, va bene, io allora voglio andare, tu non mi fai fare l'attrice, io allora voglio andare a lavorare tutta l'estate al Valtour. E lui mi disse, ma a fare che? Io ho detto, voglio andare lì a lavorare. No, tu non ci vai. Io ho detto, ma non mi fai fare questo. Quindi alla fine mi fece andare alla Valtour a lavorare. Poi mi arrivò un telegramma a metà stagione dove mia mamma mi diceva, torna subito a casa. Tornai a casa perché pensavo che era successo qualcosa. Non è che esistevano telefoni e cose varie, cioè telegramma arrivava. Allora arrivai a casa e mia mamma mi disse, guarda, è venuta una tua insegnante, gli ha detto a tuo padre che era un pazzo se non ti faceva fare l'attrice perché avrebbe perso un sacco di soldi. E mio padre si è convinto. Ma vabbè. Ma Il detto, vil la puoi denaro. fare questa cosa? Ma perché a me mi aveva scritto in giurisprudenza a Catania. Ecco. Lui mi aveva già scritto. Lui, E quindi poi mi da disse, solo? ma dove vuoi andare? All'epoca avevo anche poca conoscenza delle scuole giuste da fare. Oggi, per esempio, sai, esiste la scuola di cinematografia del nostro qui signore amato. All'epoca mia pensavi che dovevi cercare una laurea, quindi me ne sono andata al Gamsey a Bologna. Non è che Perché te dovevo ne sei cercare andata... un'università, non è che Certo. pensavo ad altro. Poi da lì sono tornata al Teatro Stabile, ho fatto invece la scuola del Teatro Stabile e poi il resto lo sapete. Cioè, è Il resto quello là. lo sappiamo, sono passati 20 anni dal 2002. 25. Il film Come se fosse amore di Roberto Burchielli. Ma tu devi 1996 ho Ecco, iniziato. e capirai. No, Lo ma so aspetta. perché nel libretto dell'Empals c'è scritto Questo è primo bellissimo. contributo, perché in questo periodo di Quindi cacca sta io ho cucchiando controllato, quattro ma quando è che vado contributi. in pensione? Volevo vedere se c'era una pensione anticipata e ho scoperto che nel 1996 ho Esatto. iniziato, che poi ho iniziato con Albertazzi a teatro. Esatto. Così per dire. Ma io torno a Così Beatrice per dire. perché voglio dire, io non ti vedo da un po' di anni, Barbara, in presenza ovviamente, ma hai una luce assolutamente diversa da quando sei mamma. Tu la senti pensavo questa perché l'ho cosa? messa in un modo che mi No, rientra- lascia perdere. No, da quando sei mamma, che senti dentro? No, guarda, hai fatto la domanda sbagliata alla persona sbagliata, però siccome vi voglio bene, io vi rispondo perché è giusto, perché io credo che come me ce ne siano a milioni. Io non ho mai pensato di diventare mamma e ho sempre pensato che si vive bene anche senza figli, che puoi anche non desiderarli e non è un peccato. E io ancora oggi quando leggo di queste donne continuo a essere dalla loro parte e loro mi dicono, ma tu hai un figlio, ma che dici? Perché a me è successo ed è una cosa meravigliosa che è successa, anche perché è successa che sono abbastanza vecchiarella, cioè sono rimasta incinta di Beatrice che avevo 43 anni. Sì. Ed è stata un'esperienza Lì volevo doppia arrivare. più forte, Ecco. perché non era proprio tra i miei progetti, non l'avevo mai, non mi ero mai immaginata mamma, non avevo 16, come la chiamerai tua figlia? Boh, cioè ci metti a pensare a questa cosa, zero, non mi è... che poi in realtà invece poi l'ho chiamata Bice pensando a Bice Valori. Ma poi quando è Perché nata, un pezzo di me ci doveva essere, dimmi. certo, sul profilo Instagram, tu è vero che hai scritto è appena nata da 3 giorni e già possiede 10 paia di scarpe? Sì. Perché? È Ma vero. e chi le aveva Perché comprate queste 10 paia di all'inizio scarpe? continuavo a essere Barbara in tutto e per tutto. Certo. Poi scopri che comunque ci sono delle cose che sono naturali, cioè nel senso io che non ho mai, io per esempio non l'ho neanche allattata perché per me era, ora dico una cosa fortissima, per cui scriveranno di tutto di più, io non l'ho allattata non perché ci vede proprio nessuno. non ce la facevo. È una scelta, ognuno con la non propria ci, libertà. non ci riuscivo. Mia figlia appena assaggiato il latte artificiale al secondo giorno di vita ha incominciato a ridere. Dissi vabbè, mi ha capito. Cioè, siamo madre È tua e figlia, e Oggi, infatti. oggi veste 6 Quello è anni, l'imprinting. è alta, non ti dico quanto è alta, prende 27 di piede, è un gigante. Boh. Quanti anni ha? Perché poi abbiamo, ha 2 anni, 2. abbiamo imparato insieme ad essere mamma e figlia.
Questa è la cosa bella, ma io proprio non ero preparata, zero, ma proprio moralmente, mentalmente, niente, nulla. Infatti dicevo sempre, Madonna, ma non lavorerò più. In realtà, da quando ho partorito, non ho lavorato. Poi si ci è messo il Covid, quindi proprio, come dire, per adesso avevo ragione. Vabbè. Diciamo il timing caso, è stato tutto sommato giusto, considerata la situazione sì, internazionale. considerando la situazione, sì, quindi ci auguriamo che in primavera tutto finisca, anche perché ormai lei è abbastanza indipendente in tutto e quindi possa finalmente ritornare a lavorare. Quello lo auguriamo a te, ma lo auguriamo a tutti quanti, veramente. Ci sono Francesca Michelina e Fedez con Chiamami per nome, anche qui ritorniamo un attimo indietro all'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma raggiungeteci sulla pagina Facebook di Radio In, dove continuiamo a parlare con Barbara Tabita. E qui intanto arrivano saluti, c'è Dario Ferrante che attendevamo al varco, dice scusate il ritardo, mi rivedrò la prima parte della diretta dopo, e intanto ci mando un abbraccio, tanti saluti da Giovi Giannusa, da Jack Miceli, insomma in tanti che ci scrivono e che seguono questa diretta. Vogliamo fare questa carrellata? Sì, Barbara, quando abbiamo immaginato questo format, noi l'abbiamo immaginato a dicembre, intorno al 7 dicembre, lo abbiamo pensato un po' come una sorta di dietro le quinte del cinema, no? Cioè raccontare agli ascoltatori non tanto i trailer, i commenti critici di un film, quanto i processi produttivi, cioè anche il dietro le quinte. A parte che adesso faremo vedere un po' di foto meravigliose della tua splendida carriera, ma c'è una domanda che mi preme su tutte. Tu ti sei autodefinita baciatrice di comici? Cioè tu hai baciato tutti me li hanno fatti baciare. Salemme, Biagio Izzo, Pieraccioni, Ficarra, Amendola, De Sica, vai. Diego Tantuono. Ecco. Intanto qui stiamo vedendo una carrellata di tue foto, quindi Ma tu devi pensare che il primo film, che era con i cavalli marci, sono 11 cavalli marci, erano 11. Il finale del film era che con questo antidoto io riuscivo a, come dire, c'era un mondo impazzito perché avevano tutti bevuto una roba e quindi io dovevo baciarli tutti, cioè l'antidoto era questo, quindi io ho incominciato baciando un intero set. E ho perseverato così. Considera un copione che in periodo Covid sarebbe stato assolutamente impossibile. bandito. Ma tu non sai, a me il primo film è venuto la mononucleosi. No! Perché giustamente a un certo punto mi fa, ma anche le due comparse. Ma in che senso anche le due comparse? Tu non dovevi fare, cioè tu dovevi fare il film non Viola bacia tutti, ma Barbara bacia tutti. Assurdo, guarda, tutti me li hanno fatti baciare, perché mi hanno fatto sempre fare l'amante. Ecco. Perché sempre. Questa cosa secondo te? Perché nell'immaginario, guarda le foto, nell'immaginario vedo che sei bellissima. Se sei così, ho capito, ma il problema è che se sei così, non è che la gente ti immagina, una volta questo non lo dimenticherò mai, dovevano fare i provini per fare Falcone o Borsellino, non me lo ricordo, comunque uno dei due dovevano fare questa roba e Borsellino era, e io volevo assolutamente fare il provino e quello mi disse, ma tu non è che hai la faccia della vedova? Ecco. Ma in che senso? Quindi mio marito non morirà mai? Sì, amore, guarda, stai sereno, non puoi morire perché io la faccia della vedova non ce l'ho. Ma che vuol dire? Noi abbiamo veramente un immaginario nei confronti degli attori strano. Strano, cioè, la tua davvero. Bellezza, quella sensualità che ti porta ad essere tanto oggetto del desiderio da essere sempre l'amante, no? La donna proibita. Invece guarda, è stato Cuccia che per il film Lo Scambio voleva per forza incontrarmi e io gli facevo a Chiara Agnello, con cui che era la che abbiamo intervistato la da casting. poco, tra poco. Aspetta che è finita la canzone, perdonami Barbara, e lo ripetiamo in FM. Sì. Eccoci tornati in diretta su Radio In. Come sempre vi ricordo che noi continuiamo a parlare un po' di più durante i brani all'interno della nostra diretta Facebook. Stavamo parlando con Barbara Tabita dei ruoli, no? Parlavamo dei ruoli che poi si associano ad un attore, magari a secondo delle proprie caratteristiche. Quando si dice avere il physique du rôle, allora no, è un po' questo. E Barbara, ci stavi raccontando un approccio particolare con un regista? Sì, perché il primo, cioè uno dei tanti, però essendo un po' fan fatale, l'hanno detto loro, non io, perché io proprio sono un maschio per me, e di solito ti fanno fare sempre l'amante, tanto che mi sono ritrovata sempre a fare determinati ruoli. E quando ho provato a chiedere di fare un provino per fare
la vedova di Borsellino, e hanno detto che non avevo la faccia da vedova. E quindi da lì nasceva la cosa che ho pensato che non lo sarò mai vedova, che i miei mariti possono stare sereni perché non possono morire prima di me. Giustamente. Ma ci fu poi, è stato 5-6 anni fa, non mi ricordo esattamente, mi chiamò Chiara Agnello perché con Cuccia Salvo Cuccia volevano vedermi per fare un film, ma non drammatico. Sì. Di più, cioè alla fine questa si ammazza pure, cioè depressa, problemi mentali causati da una serie di aborti. Stiamo parlando che dopo una vita Sì. di zoccole, cioè, mi rifacevo in un colpo solo. Io gli dissi, ma sei sicuro che vuoi? Cioè, me e Barbara, ho detto, ma sì, mi fa assolutamente sì. Mi ha detto, perché tu hai una tristezza infinita negli occhi. Era Anzi, un questa complimento? Che cos'era? Un complimento è vera, enorme. è vera questa Un complimento cosa. enorme. C'è grande pathos questo. Ma in quel non solo film quello, è stato uno bravo che ci vede, Cuccia. uno che ci vede lungo, al di là che per me è uno dei miei film preferiti in assoluto, Sì. cioè quando lo vedo piango. Condivido. Ma la cosa più assurda è, io che conosco tutti i comici, vi assicuro che i comici hanno una tristezza negli occhi infinita. Infatti tutti mi chiedono, ma com'è Giovannino vattene a pesca fuori dal set? E Fernando e quella e la... Cioè, non è che fuori dal set fanno i pagliacci, sono anzi delle persone, cioè, molto serie, molto timide, e uno non se lo potrebbe immaginare mai. E come mai secondo fa te? parte di quel prototipo che noi... Dicevi? Come mai secondo te c'è questa doppia personalità un po'? Non è una doppia personalità, per poter fare ridere le persone, prendersi in giro, devi avere un vissuto, perché se no è pura volgarità. Cioè, dietro c'è una storia, a parte che la maggior parte dei comici sono anche i registi e gli autori di quei film, e quindi c'è un mondo, hanno un mondo e loro sono i primi a prenderlo in giro e fare beffa di loro stessi, ma in realtà poi esprimono un grande dolore. Ma questo non vorrei farvi cambiare idea sui film comici, andate al cinema, vedetevi, ma divertitevi. Questo è perché io ci sto dentro, quindi penso questo. Barbara, io torno sull'argomento moglie amante, perché tu Sempre fai per la tempesta con ormonale di qui Pieraccioni sopra. l'ex moglie nel Sì. film Ti amo in tutte le lingue del mondo, poi fai la fidanzata di Valentino Picone nel 7 e l'8 e poi torni a lavorare con Pieraccioni nei panni della moglie nel film Sì. Io e Marilyn. Certo. Però fammi dire questa cosa, sul film Lo Mhm. scambio di Salvo Cuccia, io l'ho vissuto in tutte le fasi della preparazione, perché da noi al centro sperimentale ho dato un paio d'aule dove provavano delle scene con Sì, Vincenzo, e io stentavo a riconoscerti poi quando ho visto il film, perché eri in una veste assolutamente insolita, in una veste drammatica, con una donna che aveva il suo travaglio e il suo disagio mentale, perché c'erano le conseguenze di un aborto. È un film che comunque ti ha restituito molto in termini di Sì, professionalità. È per tantissimo. questo che Io lo amo, sono d'accordo. Salvo Cuccia, Chiara Agnello, cioè, che mi hanno dato questa opportunità. E vi dico una cosa, che io sul set ho scoperto, perché l'unica cosa in un set comico, non stai ad aspettare tra un ciak e un altro chiuso in una stanza a fare karachiri, cioè sei comunque con dei colleghi, tranquillo. Invece io con Cuccia stavo chiusa dentro il bagno, chiusa dentro la vasca, e facevo, non voglio essere disturbata, non mi dovete parlare, perché quel dolore io me lo dovevo portare per tutti i 30 giorni di set, ed era terribile. Quando ho finito io ho detto, ma la possiamo fare una battuta, qualunque cosa, facevo una risata, sto morendo, perché sono stati 30 giorni allucinanti, bellissimi. Sì, molto... Però la cosa assurda è che se tu hai una storia da un'atmosfera raccontare, proprio si modifica il viso. È vero. Io non ero truccata da vecchia e neanche da esaurita, No. ero io. C'è la stessa di quelle foto, però sembra che avevo 50 anni e che fossi totalmente pazza. È stato... Poi c'era un Filippo Luna strepitoso. Ah, meraviglioso, ma anche quello ha fatto tanto. Comunque lavoravo con uno dei miei migliori amici e quindi quando ci abbracciavamo o Ma ci c'era toccavamo, un clima bellissimo. c'era la confidenza vera e il bene vero, perché noi facciamo questa coppia che si amava profondamente, lei era malata di mente, voleva avere dei figli, abortiva in continuazione,
e lui era comunque Bagarella, tra parentesi. Ci abbiamo raccontato la storia d'amore di Bagarella, quindi anche già l'idea del film aveva la sua genialità. E con Filippo il fatto che noi in realtà ci vogliamo davvero bene ha fatto anche quello, perché ogni nostro gesto non era finto, No. era reale, non era recitato. La scena della vasca è di una sensualità e di una bellezza Pensa straordinaria. che ero preoccupata che potesse Barbara. essere volgare. quando l'ho vista, mi è No, sembrata è di un una delicato, normalità. di un veramente Pensa che è lei poetica stilava quella. per ammazzarsi. Sì. È Terribile. proprio poetica, non puoi immaginarla con altri occhi quella scena. Ti ripeto, è un film che comunque io ho scritto sul film, mi ha colpito tanto e mi ha colpito soprattutto il tuo ruolo, Barbara. Grazie. Vi devo chiedere 2 Grazie. minuti di pazienza anche. Eccoci tornati, sempre su Radio In, sempre gli Anacchiavette di Ivan Scinardo fino alle 11. È sempre bellissima Barbara Tavita con noi, che abbiamo questi Troppo ultimi buono. minuti a nostra disposizione. Ma sì, anche perché penso non la vedo di persona da anni Anch'io. ormai. Anch'io. No, però io vengo a Palermo il prossimo anno, se Dio vuole, perché facciamo uno spettacolo a Ma teatro. come il prossimo anno? Prossimo anno sarebbe 2022. No, l'anno per me la stagione teatrale, cioè da settembre non è il prossimo anno, in questo Ok, senso. ok. Cioè, già La stagione, ok, sì. Vabbè. Ormai è andata questa, quindi... Non ci stavo a vederti, No. a rivederti l'anno Com'è possibile prossimo. che lo facciamo quest'estate? Ora Ok. vediamo. Magari. Infatti. C'hai un'ultima domanda Sì, ho speciale un'ultima per domanda. No, Barbara? vabbè, abbiamo toccato così a volo d'aquila la tua carriera. Io penso che ti diverti molto quando interpreti i vari ruoli, ma se c'è un film un po' di nicchia, ma che a me è piaciuto tanto, è quello di Alessia Scarso, Italo, quello sul Italo. cane che prende la cittadinanza onoraria a Scicli. Tu lì mi sei piaciuta molto. Mi sono Barbara. tanto divertita, io mi Ecco. sono tanto divertita. Ma Io faccio non vedere mi il ricordo- backstage ai miei ragazzi, perché è stato fatto bene quel backstage, Benissimo. quindi la Ma tu preparazione non sai, del il film. personaggio che facevo io era ispirato a un personaggio che esiste, ve lo dico a Certo. bassa voce. Si chiama Silvana Grasso. Ok. Conoscete Silvana Grasso, Certo. scrittrice straordinaria. La rossa, La rossa. ecco. In confronto a quello che io faccio in quel film è niente, perché Silvana nella realtà è andata una peggio. volta ad una trasmissione a Catania, credo con un Kalashnikov, un mitra, cioè non mi ricordo No, con no, che cosa, no, finto no. chiaramente. Cioè, Lei deve è provocare. una donna forti, tanto di una cultura, ad Assolutamente. avercela la sua cultura, scrittrice straordinaria, una donna con Conosce i 1000 classici? attributi, non ne ha 2. Sì. No, ma lei proprio, i classici per lei, Ha un bicchiere Niente. d'acqua. un bicchiere d'acqua. Ecco. E lei mi disse: conosci la Silvana Grasso? Io la conoscevo perché avevo letto un suo libro, credo che si chiamasse I 7 uomini, e ce ne volevo fare infatti un monologo perché era geniale, divertentissimo. E ho detto: sì, la conosco. Mi ha detto: ecco, io la immagino così, il sindaco, perché lei vuole diventare sindaco nella storia di Italia. Sì. E io mi sono divertita. È un Cioè, stupendo. È un E lì mi bellissimo sono film. innamorata per la prima volta degli animali. Ecco. Vabbè, Perché non c'è avevo sto nessun rapporto con gli c'è sto animali, cane che mai è una avuto. meraviglia. Perché mia mamma non ama gli animali, quindi non abbiamo mai avuto un animale a casa, e quando ce n'era uno non lo toccare che è sporco, stupide. E una notte alle 6 del mattino giravamo una scena sul finale che cercavamo i nostri figli insieme a Marco Bocci, a Lucia Sardo e il cane, ed Italo. Questo cane si era fissato che doveva dormire su di me. Italo era enorme, No, cioè ma- era grandissimo, si chiama Una Luto Matto il dolcezza- cane. E che lui è una star, perché infatti Sì. lui aveva il suo camerino, Sì, dormiva sì. e noi ci dovevamo fermare, perché ci sono un sacco di regole da rispettare quando si Assolutamente. gira con gli animali, soprattutto se un animale è un protagonista. Tanto che lui aveva anche dei sosia per altre scene dove non doveva metterci la faccia, vedi che... Noi infatti ridevamo, Che dicevamo, storia. questo cane guadagna più di noi, perché era evidente, la cosa era evidente. A un certo punto questo cane si era fissato che doveva stare su di me, quindi all'inizio ero rigida, alle 6 del mattino Era l'avevo un po' addosso angosciato. tipo coperta, Oh mamma mia. innamorata, tanto che io ho 2 figli, una si chiama Bice E l'altro Italo. e l'altro si chiama Nike, Ah, Nick. perché ho comprato un Labrador Ok. come un figlio a tutti gli effetti. Bellissimo. Infatti sto Ragusano in co è stato un galeotto per me in troppe cose. È cambiato Sono tornata tutto. a Palermo. Vabbè, Vado dai, a stai Palermo. bene lì, assolutamente.
È Va cambiato bene. tutto. Noi siamo felicissimi, Barbara, di averti avuta qui con noi quest'oggi, in attesa di rivederti e di riabbracciarti, ma Grazie. anche guardarti Facciamo un appello, io voglio lavorare a Palermo, quindi andare a casa. Iniziamo da Ficarra e Picone, che proprio quelli sono quelli a cui tengo di più in assoluto e che ci vorrei lavorare domani. Certo. Chissà che cosa hanno in cantiere Ma anche questo loro, silenzio da quando hanno inquietante. lasciato Striscia, chissà cosa bolle in pentola. Prima o poi ce lo faremo, lo scopriremo. Saranno Qualche in indizio attività, arriverà. in Su attività quello di non c'è- scrittura. su quello non c'è dubbio. Barbara, noi ti mandiamo un bacione immenso e ti auguriamo un sacco di cose bellissime. Vogliamo vederti in un sacco di produzioni diverse, in un sacco di film diversi. Vogliamo Grazie. vederti ovunque al più presto. Anche meno di ovunque, va bene. Io, che dire, sono umile, rimango umile. In bocca al lupo a voi. Grazie, Grazie. Barbara, grazie di Ciao. cuore. Ciao Barbara Ciao. Tavita, quest'oggi con noi all'interno di Open Day Cinema su Radio In. Adesso arrivano le notizie.